Amici miei, carissimi, allora, prima di tutto prima di cominciare, volevo tranquillizzare tutti quanti che eravamo preoccupati che il VAR si fosse rotto e invece il VAR l'hanno aggiustato. E come si vede da questa partita, succedono delle cose che possono sfuggire all'occhio umano, tant'è vero che nessuno dei 22 in campo se n'era accorto, solamente Callecon, reo del colpo di mano, e il VAR c'è, quindi il VAR interviene, non se n'era accorto nessuno, non c'erano nemmeno proteste, ma il VAR vede, e le immagini lo dimostrano chiaramente. Le metto qua, le soppesiamo le immagini, e come si vede chiaramente il tocco di mano è evidente, è inconfutabile, e quindi ha fatto bene il VAR ad intervenire. È giusto? Benissimo. Ora, al di là del sarcasmo, che lasciateci almeno il sarcasmo, se io fossi Sky, se io fossi disonesto, invece di far vedere il video, io farei vedere lo screenshot, il fermo immagine, perché se tu fai vedere il fermo immagine non si può giustificare il movimento che fa De Ligt a uscire, cioè a cercare di togliere il braccio, che scagiona l'eventuale rigore. Che capiti, non ci riesco. Io vorrei essere come voi, io vorrei essere come Sky e dire è rigore, non voglio sapere niente, il tocco di mano, è rigore, invece no, io lo capisco che è involontario, lo capisco che sì, aumenta il volume ma sta cercando di toglierlo. Quello che non capisco è l'affanno, la corsa, la maratona a giustificare subito siti, DAZN, Sky, ecco perché De Ligt non è rigore, boom, gli articoli che si sprecano perché devono spiegare e devono giustificare tutto questo. Mentre con Zielinski, stessa situazione, even worse, even better, addirittura molto più involontario, perché lui non ha proprio movimento di muovere, non ha proprio canso di muoversi. Su Zielinski niente, nessuno. Si è preferito condannare Mertens, si è preferito far scendere il Cristo in terra, da Nicchi a Rizzoli a chiunque fossero loro. Mertens è un simulatore, errori, squalifichiamo gli arbitri perché questo è uno scandalo, c'è stato un errore e il Napoli deve morire, deve essere punito. Perché questo è successo nella stessa fottutissima partita Fiorentina-Napoli. Succede il fatto di Zielinski prima, grave, e invece ci hanno detto, nessuno ha detto niente, ci hanno detto no, questi rigori quest'anno si danno, il nuovo regolamento, le braccia a 5 e un quarto, alle 7 meno 20, il nuovo regolamento, questi rigori si daranno sempre. E io che ho detto nel video mio, ho detto voglio proprio vederli tutti i falli di mano che diventeranno rigori, e invece niente. Nella stessa partita succede il fatto di Mertens, si demonizza Mertens, si dice che è un simulatore e deve andare alla gogna mediatica, dopodiché al Napoli non danno più niente, deve soffrire, si spengono i VAR, si chiudono gli occhi, non si danno più ammonizioni, niente di niente. Allora, nel momento in cui, questo è il lamento, quindi scrivete sotto che i napoletani si lamentano, voglio semplicemente l'equità. Se succede una cosa con la Juventus, invece di fare la corsa a giustificare qualsiasi tipo di decisione dubbia, fate lo stesso con le altre squadre. Se fate lo stesso con le altre squadre, allora io dico, vabbè, si sono fatti in 4 pure per giustificare il rigore dato per esempio a Lautaro, oppure perché... Ragazzi, un attimo solo, questa squadra, l'Inter e la Juventus vincono sempre con un gol di scarto di merda, non stanno dominando proprio niente. A me è questo che mi fa impazzire, non stanno dominando il campionato, vincono sempre 2-1, rigore al 90esimo, 1-0 su calcio d'angolo, sempre 2-1, sempre 2-1, sempre 2-1, sempre con un rigorino, sempre... Quelli che mancano a noi per non andare nella depressione in cui siamo sprofondati e da cui adesso viene l'analisi. Non ne usciremo più. Mettiamoci l'anima in pace, il Napoli è probabilmente finito con oggi. C'è un solo scenario, ascoltatemi bene, ritorniamo alle memorie dove praticamente eravamo noi e la Juventus, era solo la Juventus con noi che rompevamo il cazzo. È finita.
ci siamo divertiti, ci siamo illusi. Sarri ci ha distrutto la vita perché ci ha fatto vedere un calcio bellissimo che non si rivedrà mai più, e abbiamo addirittura, stavamo lì, punto a punto. Poi è successo di tutto, è finito, è tornata l'Inter, le romane piene di debiti, la Roma piena di debiti, devono essere spinte, non me ne fotte proprio, meglio lamentosi che fessi, perché adesso il VAR funziona benissimo, e allora ci sta, e chi dice niente, va bene, è il rigore quello di Mario Rui, è il rigore quello di Cagliacor, però perché non me lo dà? Io quando vedo l'intervista di Insigne, io mi rendo conto che quelli sono andati in tilt, i giocatori del Napoli non riescono ad uscire psicologicamente da questa cosa, dove si sentono attaccati su tutti i fronti e non si sentono difesi, e non giocano un campionato regolare dove ognuno ha le stesse possibilità dell'altro. Questo è. Aggiungici le dichiarazioni di inizio stagione dove Ancelotti dice: il secondo posto mi fa sentire male, io voglio vincere. Ci siamo illusi tutti quanti, Ancelotti in primis, che questa squadra potesse competere a alti livelli. Non ce la fa, perché le letture le hanno solo i grandi campioni nella continuità. Poi ti capita la partita con Liverpool, il Salisburgo, l'Atalanta, fai grandi prestazioni perché indovini le letture, sei in bene, è una grande giornata, i tuoi compagni fanno cose interessanti e fai grandi partite. Ma nella continuità la lettura può venir meno. Se il nostro miglior giocatore, Kalidou Koulibaly, gioca così male, se Manolas, grande acquisto che nessuno ha potuto contestare, gioca così male, signori miei, questo è. Allora noi abbiamo la possibilità sola. Spero che ci ricominciamo a divertire lottando nella mazzamma dell'Europa League e della Champions League, perché questa è la nostra dimensione al momento attuale. Non possiamo competere per il primo posto né per il secondo. Divertiamoci e magari, questa è la mia provocazione, chiamiamo De Zerbi e facciamoci il nostro calcio champagne. Ogni tanto vinciamo, ogni tanto perdiamo e ricominciamo a vedere un po' di calcio senza pretesa di vittoria, perché non ce lo possiamo permettere. Non ci possiamo proprio sedere al tavolo con questa gente qua. Di conseguenza abbandoniamo i sogni di gloria, chiamiamoci un allenatore, perché poi ricordate quando venne Sarri dopo Benitez? Tutti parlavamo di ridimensionamento e invece il Napoli fece un salto in avanti. Paolo Del Genio dice sempre forse il Napoli fa male a trattenere i campioni, li dovrebbe vendere come abbiamo venduto Cavani, come abbiamo venduto Higuain, abbiamo fatto la squadra migliore e siamo arrivati a 91 punti. Io rilancio, forse il Napoli deve vendere Ancelotti e deve fare di nuovo il finto ridimensionamento, dove c'è un'idea di gioco, tutti quanti si mentalizzano in un'idea di gioco e ci cominciamo a divertire un'altra volta. In Italia il Napoli non è simpatico alla maggior parte delle persone in generale che non siano napoletane. Quando facevamo Reia, Mazzarri, eravamo simpatici. Com'è frizzante il Napoli? È finito, siamo arrivati troppo in alto, abbiamo rotto i coglioni. Ancora il razzismo. Fai fermare la cosa per 2 minuti, grazie che hai sospeso la partita. Dopodiché finisce la partita e i romani ricominciano con lavali col fuoco. A noi per il culo non ci prendete, capito? Che trovate la regola, trovate l'inganno, fatta la legge, non ci prendete per il culo con queste cose così. Dobbiamo fare le cose nostre, non possiamo competere con quel sistemaccio mafioso del nord. Vediamoci le cose nostre, togliamoci altri tipi di soddisfazione, perché così ci intossichiamo sempre di più. Da New York, Valerio Fluido, è tutto. Io tra l'altro l'ho guardato sul cellulare perché stavo facendo un video musicale in una foresta, che poi vi farò vedere quando sarà pronto, tra qualche mese, non lo so. Meglio, molto meglio, andate a cena con le vostre fidanzate. Sentite a me.